Sala consigliare del comune di Roncade piena di gente, qualcuno che non è potuto entrare ha ascoltato dalle finestre aperte i contenuti del rapporto ambientale relativo al nuovo polo logistico di Amazon che dovrebbe costruirsi a ridosso del casello autostradale di Meolo. La gente ha giustamente diritto di conoscerlo nei dettagli e di conoscerlo compiutamente anche nei suoi impatti, negli aspetti negativi, negli aspetti positivi, nelle criticità e nelle soluzioni che sono state proposte per risolverle, e ha la possibilità, con questa occasione che appunto viene data, effettuare delle osservazioni formalizzandole entro il 10 del luglio, in modo tale che la Commissione regionale VAS, che darà la sua risposta, il suo parere sul progetto medesimo, abbia tutti gli elementi per poterlo fare con compiutezza. È in ballo una variante urbanistica da 231.000 metri quadrati, presenti all'assemblea la giunta, i tecnici e i rappresentanti di Amazon, oltre alle associazioni ambientaliste che da subito hanno manifestato le loro preoccupazioni riguardo il consumo di suolo, il traffico e l'inquinamento atmosferico. E quindi siamo preoccupati per l'inquinamento, per il traffico e per le ricadute che avrà sul territorio non solo di Roncade ma di tutti anche i comuni limitrofi, anche perché questo si va a sommare a un altro maxi polo logistico che è in fase di approvazione di 500.000 metri quadrati a Casale sul Sile, che è ancora più preoccupante. Il professor Giovanni Campeol ha curato la valutazione ambientale del progetto. Dal mio punto di vista di valutatore, tutte le tematiche biotiche, abiotiche, acqua, aria, suolo, componente umana, paesaggio, le abbiamo tutte valutate e abbiamo cercato di capire gli impatti. Ecco, è compatibile secondo voi? Secondo noi sì, i calcoli li abbiamo fatti, è compatibile con tutta una serie di misure mitigative, in alcuni casi migliora anche le situazioni attuali.